Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Svolta nelle indagini per la morte a Caltanissetta di un 77enne trovato cadavere in casa a novembre con il cranio fracassato. L'omicida era il fratello, arrestato. A Caltanissetta non è finita l'emergenza idrica, a farne le spese soprattutto le famiglie con disabili, vedrete tra poco, e i proprietari di esercizi commerciali per i quali da lunedì è scattato il divieto di utilizzo dell'acqua, che è costantemente torbida, per uso alimentare. Chi trasgredisce paga. A Butera, nel Nisseno, 4 imprenditori obbligati a bonificare a proprie spese una discarica abusiva di più di 500 metri quadrati. L'area, come vedete, adesso è completamente ripulita. Ad Agrigento un detenuto colpisce a pugni in faccia un poliziotto penitenziario. Il sindacato contro questi continui comportamenti oltraggiosi si procede con ritardo e senza efficacia. A Piazza Armerina stasera una messa per ricordare Larimar, trovata impiccata un mese fa, e la polizia lancia un messaggio alle nuove generazioni. Ogni click online provoca conseguenze. A Catania è morto Enzo Trantino, padre dell'attuale sindaco Enrico. Per 9 legislature parlamentare nazionale era il volto della destra siciliana. Avvocato, giornalista, scrittore, con lui se ne va un pezzo di storia della città. Purtroppo sarà un Natale ancora più caro del solito, con aumenti anche del 300%. Pure l'albero, per l'albero si spenderà di più, quasi 300 euro di rincari. Calcio, Serie C, il Catania pensa alla sostituzione di Anastasio e a migliorare in zona gol in vista di Taranto. A Messina è il momento decisivo per la cessione dell'80% delle quote societarie. Dunque, svolta nell'indagine sulla morte dell'uomo trovato a novembre cadavere a casa sua a Caltanissetta. A ucciderlo è stato il fratello, arrestato. È stato rinvenuto anche il secchio e la spugna usati per lavare il sangue. Rita Cinardi. Prima avrebbe ucciso il fratello afferrandogli la testa e sbattendola più volte a terra fino a causarne la morte. Poi avrebbe anche tentato di eliminare le tracce dell'omicidio. Con questa accusa questa mattina la Polizia di Stato ha arrestato il 64enne Angelo Polizzi, indagato per omicidio aggravato dal vincolo familiare con la vittima, il fratello Ignazio, trovato morto nella sua abitazione di Via Lunetta a Caltanissetta lo scorso 21 novembre. All'arrivo degli agenti e dei soccorritori del 118, il corpo di Ignazio Polizzi era stato ritrovato a terra con una vasta ferita alla testa e sangue dappertutto. Nell'appartamento dove la vittima viveva insieme al fratello Angelo e ad altri familiari, gli agenti della Polizia di Stato avevano trovato un secchio di acqua misto a sangue con all'interno una spugna che erano stati utilizzati per pulire una parte del pavimento. Le indagini condotte dalla squadra mobile con il coordinamento della Procura della Repubblica di Caltanissetta hanno permesso di delineare un grave quadro indiziario a carico del fratello. L'indagato presentava infatti graffi ed escoriazioni sul volto e sul torace che sembravano riconducibili a una precedente colluttazione che erano stati subito notati. Poi l'arrestato aveva anche fornito versioni inattendibili e numerosi testimoni avevano anche parlato di continui litigi tra i due fratelli, l'ultimo dei quali era avvenuto la mattina stessa dell'omicidio. L'indagato avrebbe anche provato a occultare il delitto, eliminando il sangue dal pavimento, e avrebbe chiamato i soccorsi solo successivamente. L'autopsia ha poi confermato un quadro politraumatico da aggressione. Angelo Polizzi, dopo l'arresto, è stato condotto al carcere Malaspina di Caltanissetta. Restiamo a Caltanissetta, dove non si ferma l'emergenza idrica, e a farne le spese, vedrete, sono soprattutto le famiglie con disabili e poi i proprietari di esercizi commerciali, che adesso devono fare i conti anche con il divieto di utilizzo per uso alimentare dell'acqua, che è assolutamente torbida. Rita Cinardi. Cittadini ancora alle prese con la crisi idrica a Caltanissetta, dove l'acqua adesso viene distribuita con turni di 6 giorni. Quella che potrebbe sembrare una conquista, visto che in estate si è arrivati anche a 2 settimane senza acqua, in realtà non lo è, soprattutto per chi ha un'attività commerciale ed è costretto a chiamare continuamente il servizio di autobotte. Ci approvvigioniamo con le autobotti, abbiamo avuto pure la protezione civile che ci ha fatto avere
una piccola quantità di acqua e poi insomma in maniera artigianale. I proprietari di bar e ristoranti devono anche fare i conti con il divieto di utilizzo dell'acqua a scopi alimentari, divieto previsto nell'ordinanza emanata 3 giorni fa dal sindaco Walter Tesauro a causa dei livelli di torbidità dell'acqua che ancora non è stata revocata. Abbiamo installato un depuratore e stiamo utilizzando l'acqua del depuratore sia per uso alimentare sia per lavare le stoviglie. L'acqua ai rubinetti come esce in questo momento? Gialla. Ma il dramma della mancanza d'acqua è diventato una costante anche per le famiglie, soprattutto per chi ha a casa un familiare disabile e non può sopperire alle più elementari necessità come quella di poter fare un bagno. La paura infatti per molti nisseni è quella di rimanere senza una goccia d'acqua. Per questo si è tornati indietro nel passato e ormai quasi in ogni famiglia vengono riempiti vasche e bidoni per far fronte a nuovi possibili stop ai quali ormai i cittadini nisseni stanno facendo l'abitudine. A casa un ragazzo di 17 anni disabile e per lavarsi possiamo lavarlo solo nella vasca da bagno perché la doccia è piccola e quindi lo laviamo ogni 6 giorni, quando non ci sono interruzioni si slitta a 7, 8, 9 o 10 giorni. Una realtà veramente inaccettabile. Si è dimessa Iolanda Apostolico, la giudice catanese che con 2 provvedimenti successivi nei mesi scorsi aveva azzerato gli effetti del cosiddetto decreto Cutro, annullando il trattenimento nel centro per i rimpatri di Pozzallo di alcuni rifugiati che chiedevano asilo. Con le sue decisioni il magistrato aveva aperto lo scontro fra politica e magistratura sul tema dei migranti. Formalmente però le dimissioni presentate dalla Apostolica al Consiglio Superiore della Magistratura sono solo frutto di motivi personali. Se ci sono altre ragioni lo sapremo prossimamente. Sorpresi a scaricare rifiuti illegalmente nel territorio di Butera, nel Nisseno, 4 imprenditori sono stati obbligati a bonificare a proprie spese una larga discarica abusiva. Gerry Italia. Chi trasgredisce paga, e questo è il principio ribadito dall'operazione condotta dalla Guardia Costiera di Gela nel territorio di Butera, dove una discarica abusiva di oltre 500 metri quadrati è stata completamente bonificata e a farlo sono stati proprio i responsabili dell'inquinamento. Le indagini, partite nel 2022, hanno portato alla luce un sito in località Falconara a pochi metri dal castello utilizzato per lo smaltimento illecito di rifiuti agroalimentari e non. 4 imprenditori colti sul fatto sono stati identificati e perseguiti grazie al lavoro del nucleo operativo di polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Gela sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Il risultato? Gli stessi trasgressori hanno dovuto ripristinare a proprie spese l'area deturpata. Oggi, grazie al loro intervento forzato, il terreno è stato completamente risanato, come mostrano i video che documentano il prima e il dopo della bonifica. Non solo, il comune di Butera, attivamente coinvolto, ha esteso l'intervento anche alle aree limitrofe, liberando diversi ettari da ulteriori rifiuti e restituendo al territorio decoro e salubrità. Un messaggio forte e chiaro: chi viola l'ambiente deve assumersi anche la responsabilità delle proprie azioni. Provvedimenti che andrebbero estesi un po' in tutta la regione. Intanto nel carcere di Agrigento un detenuto in regime di alta sicurezza ha colpito a pugni in faccia un poliziotto penitenziario. La reazione dei sindacati di polizia penitenziaria la sentiremo con Davide Sardo. Ancora un'altra aggressione nel carcere di Agrigento. Al Pasquale Di Lorenzo, in contrada Petrusa, un detenuto di alta sicurezza ha assalito a pugni in faccia un assistente capo della polizia penitenziaria. L'agente è stato medicato nel locale pronto soccorso, prognosi di 6 giorni. La segreteria agrigentina del sindacato USPP, ovvero l'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria, denuncia ancora le condizioni intollerabili del sistema penitenziario e punta il dito anche contro il sistema giustizia, accusandolo di procedere con ritardo e in modo poco efficace contro i comportamenti oltraggiosi a danno della forza pubblica. Ritiene non incisive le sanzioni in vigore a carico dei responsabili di aggressioni, minacce e offese ad un appartenente alle forze di polizia, peraltro non sempre applicate, e quindi, secondo il sindacato, occorre adottare provvedimenti severi senza sconti per nessuno. Anche la WILP, Polizia Penitenziaria, interviene sull'aggressione al carcere di Agrigento. Il detenuto era rinchiuso nel reparto Sole, un reparto individuato per noi erroneamente, perché non credo che le strutture siano idonee per contenere questi soggetti, anzi non sono idonee per niente.
soggetti con problemi mentali e soggetti che hanno dato disordini all'ordine e alla sicurezza in altri istituti, quindi è necessario fare una profonda riflessione anche su questa istituzione di queste nuove sezioni. Siamo a Catania, in sella a uno scooter proprio davanti alla sede della questura, senza casco e con un passeggero minorenne, anche lui senza casco, un 18enne ha tentato di sfuggire a un agente che voleva fermarlo e lo ha investito con il motorino. Il poliziotto è rimasto ferito a una gamba. Il 18enne è stato arrestato per resistenza e lesioni. Restiamo a Catania, dove finisce con l'archiviazione l'indagine vasi comunicanti del luglio scorso su un presunto sistema di corruzione relativo alla fornitura di stent cardiaci. Dopo gli interrogatori di garanzia da parte di primari e procuratori delle aziende farmaceutiche accusati di aver messo in piedi un sistema corruttivo, il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero. Gli indagati erano già stati rimessi in libertà, archiviazione fra gli altri per Corrado Tamburino, già direttore dell'unità operativa di cardiologia del Policlinico di Catania. Caso Larimar, questa sera una messa per ricordare la quindicenne trovata impiccata un mese fa a Piazza Armerina, una morte per la quale si segue la pista dell'istigazione al suicidio e del revenge porn. Intanto la Polizia di Stato lancia un messaggio alle nuove generazioni. Ogni iniziativa online ha le sue conseguenze. Ricordarselo. Emanuela Corsi. Un mese fa la morte di Larimar. Era il 5 novembre, quando la quindicenne di Piazza Armerina fu trovata senza vita dalla madre, legata ad un albero con la corda al collo, al ventre e ai piedi. Un caso sul quale la Procura per i minorenni di Caltanissetta indaga per istigazione al suicidio e revenge porn. La famiglia, sentita per ore ieri dal procuratore cosentino, continua a sostenere invece che la figlia sia stata uccisa. Al vaglio degli inquirenti ci sono 10 cellulari di amici e compagni di classe della ragazzina per cercare prove, filmati ed immagini intime, presumibilmente diffuse poi via chat, che potrebbero avere spinto la giovane verso il gesto estremo. Cyberbullismo, revenge porn e tutti i crimini connessi all'uso improprio dei social, che spesso sfociano in gravi casi di cronaca, sono alla base della campagna di sensibilizzazione Cuori Connessi, nata nel 2016 dalla Polizia di Stato. Ieri mattina è stato presentato a Roma in anteprima Non ne vale la pena, un docufilm che attraverso le storie di 3 ragazzi, Angela, Andrea e Islam, lancia un messaggio importante alle nuove generazioni. Ogni azione online ha le sue conseguenze. Quando si ha il telefonino in mano si pensa sia un gioco, ma in realtà non è assolutamente un gioco, ma è la vita di tutti i giorni. Nei primi 9 mesi del 2024 i casi di cyberbullismo trattati dalla polizia sono stati 241, la maggior parte delle vittime comprese tra i 14 e i 17 anni, 74 invece i minori indagati. Dati leggermente in calo rispetto agli anni precedenti grazie all'attività di prevenzione e di monitoraggio continuo della rete fatto dalla Polizia Postale e dalle campagne preventive di sensibilizzazione realizzate nelle scuole, affinché non si debbano più raccontare storie come quella di Larimar e di tanti altri giovani vittime del lato oscuro dei social. Il rispetto verso gli operatori sanitari e soccorritori e l'importanza del numero unico di emergenza. Inizia così la campagna informativa da parte della SEUS nelle scuole siciliane. Marco Gullà. Il 118 nelle scuole siciliane per educare i più piccoli al rispetto verso chi ogni giorno va a lavorare per salvare vite umane. È l'obiettivo della campagna informativa lanciata dalla SEUS per sensibilizzare gli studenti verso l'importanza del numero unico di emergenza. Se ne è parlato questa mattina all'assessorato alla salute a Palermo. Facciamo capire ai più piccoli, ma anche agli alunni più grandi, della forza che può avere a livello collettivo la chiamata del soccorso per i propri familiari, per un amico, per se stesso. E poi ovviamente educazione al rispetto verso i soccorritori, anche loro vittime di aggressioni. Le aggressioni sono tante, soprattutto si sono incrementate negli ultimi tempi, è un fenomeno vergognoso, consentitemi di dirlo, a cui noi stiamo rispondendo in maniera efficace. Fenomeno estremamente importante sul quale stiamo puntando grande attenzione anche insieme al prefetto di Palermo, col quale avremo degli incontri proprio perché
l'aggressività nei confronti sia degli operatori che danno il soccorso immediato che degli operatori sanitari in genere sta diventando un fenomeno davvero preoccupante. Sostanzialmente emergere il rispetto per i soccorritori che a vario titolo compiono le loro azioni a tutela della collettività. Catania piange la scomparsa di Enzo Trantino, avvocato, esponente e leader della destra catanese per 50 anni e padre dell'attuale sindaco Enrico. Vediamo. Catania piange per la scomparsa a 90 anni di Enzo Trantino, padre dell'attuale sindaco etneo Enrico. Con lui se ne va un pezzo di storia della città. Un avvocato prima di tutto, rispettato da giudici e colleghi, ma anche un giornalista, scrittore, pensatore, oltre che protagonista assoluto della storia politica, delle istituzioni e della cultura del nostro paese, a cavallo tra la sua Sicilia e Roma, dove ha servito per 9 legislature come deputato, ricoprendo anche il ruolo di sottosegretario agli esteri nel primo governo Berlusconi. Da giovane aderì al partito monarchico, poi la militanza nel Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante, fino alla nascita di Alleanza Nazionale. Enzo Trantino ha rappresentato la storia della destra italiana, punto di riferimento per le generazioni successive. Con il suo eloquio chiaro e raffinato, le osservazioni puntuali, le analisi acute e approfondite, Enzo è riuscito a guardare alla realtà con saggezza, capacità di sintesi e grande moderazione. I funerali dell'onorevole Enzo Trantino si svolgeranno sabato mattina alle 10 nel Duomo di Catania. Al sindaco e alla sua famiglia le condoglianze di tutta Antenna Sicilia e tutta Telecolor. L'orgoglio di sentirsi siciliana e italiana. La visita della First Lady Jill Biden ieri a Gesso, paese dei bisnonni, ha riportato il sacrificio di tanti emigrati che dall'isola sono andati in America e lì hanno costruito un futuro. Francesco Triolo. I miei bisnonni dissero addio a Gesso e si imbarcarono con la speranza nei loro cuori. Ma loro non avrebbero mai potuto immaginare che nell'arco di 3 generazioni la loro bisnipote sarebbe tornata. La storia di Jill Jacobs Biden è quella comune a tanti italo-americani che tornano per conoscere le radici della propria famiglia, della loro storia, emigrati in un periodo in cui i viaggi della speranza erano quelli degli italiani, soprattutto verso l'America. I bisnonni di quella che adesso è la First Lady in carica d'America partirono da Gesso, si chiamavano Giacoppo, cognome poi anglicizzato in Jacobs, ma la sua visita ieri nelle viuzze frequentate dai nonni ha avuto il sapore di chi è orgoglioso delle proprie origini. Nell'arco di 2 generazioni l'America non era più un posto sconosciuto, era il posto dove i loro sogni diventavano sempre più grandi ogni decennio. L'orgoglio di sentirsi italiani nel sangue, il ricordo dei sacrifici di generazioni che hanno dovuto lasciare il proprio paese per emergere. Questo ha voluto portare Jill Jacobs Biden, che ha voluto ricordare come l'America sia diventata grande anche grazie agli italiani e ai siciliani. Caro vita, purtroppo sarà un Natale ancora più caro e costoso del solito, con aumenti anche del 300%. Eppure per fare l'albero di Natale si dovrà spendere di più, quasi 300 euro in più. Francesco Aloi. È tutto caro, è tutto in aumento e nessuno si lamenta. La parola chiave di questo Natale sarà rincari. Sì, perché secondo un'indagine di Facile.it e Consumerismo tutto subirà aumenti, anche gli addobbi. Tra albero, luci e palline serviranno quasi 300 euro. Lei ha notato questi rincari? Certo, è normale. Si vede anche dallo stipendio che finisce prima. Ma i rincari non si fermano qui. Secondo il rapporto costerà di più anche l'immancabile cenone, le tavolate infinite tipiche dei siciliani che nonostante i prezzi alle stelle non mancheranno. Ho mia figlia che viene da fuori, abbiamo il piacere di stare tutti assieme con i parenti, però effettivamente sicuramente sarà a base di pesce, quindi le spese ci saranno, ma sarà piacevole lo stesso. L'importante è il clima che si viene a creare in famiglia.
come ogni anno si ripropone il caro voli. Prendere l'aereo per arrivare in Sicilia può costare fino a quasi 1.000 euro, ma nel periodo delle feste, secondo la ricerca, ci sarebbero aumenti anche sulle tratte ferroviarie, alcuni del 300%, e i pacchetti vacanze in agenzia registrano in media un più 20%. Insomma, se non fosse ancora chiaro, per queste feste il portafogli servirà abbastanza pieno, non solo per i regali, ma soprattutto per i rincari. Vogliamo essere rondini per una nuova primavera. Catania elegge la sua baby sindaca. L'entusiasmo di Matilde. Vogliamo una città più pulita. Tonino De Mana. Vogliamo essere rondini per una nuova primavera di Catania. L'entusiasmo e la voglia di fare dei ragazzi dell'istituto John Dewey è rappresentato da Matilde Capizzi, 9 anni, baby sindaca di Catania e la più giovane d'Italia in assoluto. Dai banchi della scuola agli scranni di Palazzo degli Elefanti per un cammino di formazione che aiuta a crescere e a diventare grandi. Una lezione di educazione civica per imparare i valori della partecipazione democratica e della politica come ricerca del bene. Fresca di tricolore, Matilde affronta la sua prima intervista e mostra di avere le idee chiare. Per Catania proporrei di essere comunque una città più pulita e più sostenibile, perché troviamo spazzatura nelle strade dovunque e questo non porta all'inquinamento e non porta al bene della città e della terra. Per me siamo il futuro, cioè portiamo avanti la città da piccoli a grandi. Quanto ti piace la politica? Tanto, molto. Un emozionato Marco Biagianti, ex capitano del Catania, non si perde un attimo della cerimonia di proclamazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Del resto il presidente è proprio il figlio Mattia. Quali progetti per Catania? Fare rispettare la regola di non buttare cose a terra per fare diventare la nostra scuola con un baldino più alto. Un motivo di vanto per il preside Giuseppe Adernò. È un dono che i nostri bambini fanno alla città di Catania. Avendo attivato e considerato la scuola come piccola città, nel loro piccolo hanno costruito un'idea di scuola, di città pulita, di scuola bella e città bella. Mobilità sostenibile, tutela dell'ambiente, l'importanza dello sport e della cultura. Un faro sulla città acceso dai ragazzi per una Catania più bella, pulita e soprattutto fresca. Il volto dei giovani è la principale garanzia. Brava Matilde, bravi tutti i suoi compagni che abbiamo appena visto. Passiamo ad altro. Erano tornati dalle vacanze con pezzi di corallo appartenenti a specie protette e la Guardia di Finanza li ha scoperti nei bagagli di 3 passeggeri atterrati a Palermo, rientrando appunto da Bali e da Giacarta. Ogni trasgressore ha dovuto pagare una multa di 5.000 euro. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, il Catania domenica a Taranto in cerca di un successo esterno. State con noi, vi aspettiamo. Riprendiamo con il calcio. Domenica a Taranto il Catania proverà a tornare al successo esterno che manca da 2 mesi. I rossazzurri devono sostituire Anastasio e migliorare in zona gol. Marco Carli. Crocevia di stagione, come tanti in quest'annata ancora nel limbo per il Catania, fra possibilità di risalita e occasioni sprecate. Il Taranto, ultimo in classifica, reduce da 3 sconfitte consecutive, anche se la squadra è ancora viva dopo l'arrivo in panchina di Cazzarò e le vittorie con Avellino e Cerignola lo dimostrano, rappresenta questa partita l'ennesima opzione per i rossazzurri. Poi il futuro dirà se la squadra potrà veramente ambire ad un ruolo da protagonista, cosa finora non dimostrata, ma tentare di recuperare in classifica la strada migliore per riacquisire fiducia. Servono i gol, questo lo sappiamo, per una squadra che, tranne in rare occasioni, ha fatto poco in fase realizzativa, sprecando tanto. Allo Iacovone, dove non ci saranno tifosi rossazzurri e a breve si saprà se potranno accedere i sostenitori del Taranto dopo il parere della commissione di vigilanza, non ci sarà in campo Anastasio. Possibile soluzione da braccetto Ierardi con Guglielmotti e Raimo sugli esterni. Lunetta si è allenato, ma nel caso di disponibilità potrebbe partire dalla
panchina. Sulla tre quarti il faro del momento resta Stoppa, rivitalizzato nell'ultimo mese, grande protagonista di questa fase di stagione. Probabile anche la conferma di Jimenez in mediana. Serve fantasia, ma serve anche non avere le polveri bagnate. Persino Inglese, finora una garanzia, nell'ultima partita ha sbagliato un gol quasi fatto. Il Catania sa che a Taranto non può permettersi altri errori. È il momento decisivo per la cessione dell'80% delle quote societarie del Messina. Da questo passaggio dipenderà anche il futuro tecnico della squadra. Il DS Pavone intanto è sempre più distante da Messina e vicino al Trapani. Francesco Triolo. La sabbia nella clessidra sta per esaurirsi e quello di oggi per il futuro del Messina Calcio potrebbe essere un bivio spartiacque. È atteso infatti quel passaggio finanziario della nuova cordata lussemburghese rappresentata dal CEO Doudou Cissé, che deve dare seguito al preliminare di vendita dell'80% delle quote a favore del gruppo AAD Invest. Il termine indica la mezzanotte per il versamento della parte economica concordata nella trattativa con l'attuale proprietà, anche se entrambe le parti stanno procedendo nel massimo silenzio e con assoluta riservatezza. Anche i nuovi aspiranti proprietari sinora non si sono presentati ufficialmente alla città e non hanno chiarito quali siano i progetti e le prospettive dell'investimento. I soldi dovranno essere versati in un conto fiduciario acceso dal notaio Silverio Magno, che ha curato la stesura del preliminare, e successivamente trasferiti alla famiglia Sciotto dopo la firma del contratto definitivo. Passaggio fondamentale questo anche in chiave manageriale di scadenze, perché tra una decina di giorni è previsto il pagamento di stipendi e contributi che, in caso saltasse la trattativa, sarebbe in capo al presidente Sciotto. In tutto questo si inserisce la crisi tecnica. Le dimissioni del direttore sportivo Giuseppe Pavone, al di là del fatto che Sciotto le abbia respinte, sono irrevocabili, tanto che il dirigente ha già in tasca l'accordo con il Trapani. In questo valzer potrebbe rientrare anche il tecnico Giacomo Modica, che continua il suo silenzio stampa autoimposto e però per sedere su un'altra panchina del campionato di Serie C dovrebbe essere licenziato entro il 20 dicembre dal Messina. Una situazione surreale proprio nell'immediata vigilia di una partita delicata come quella di sabato contro il Foggia, prima della trasferta contro la Juve Next Gen, ma soprattutto in chiave mercato di gennaio. Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20. Grazie, buon pomeriggio.